Buongiorno Notizia. Domani, sabato 13 maggio alle 10.30 a Sigonella, presso la base aerea militare aeroporto Cosimo di Palma, avrà luogo la cerimonia di istituzione dello squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Sicilia, alla presenza del Ministro della Difesa, senatore Roberta Pinotti, del Ministro dell'Interno, senatore Marco Minniti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale, Claudio Graziano, e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette. Il nuovo reparto dislocato all'interno della base aerea militare viene istituito su autorizzazione del Ministero della Difesa, dal Comando Generale dell'Arma, con lo scopo di concorrere con i carabinieri dell'Organizzazione Territoriale della Sicilia alle attività sul terreno, forti dell'esperienza maturata in Sardegna e Calabria, dove i reparti dei cacciatori perlustrano la Barbaggio e l'Aspromonte. Lo squadrone, istituito in Sicilia, batterà le zone più impervie dell'isola in cerca dei grandi latitanti di Cosa Nostra e per la prevenzione e repressione dei reati in aree rurali.